Non lo affermiamo noi, ma lo si può leggere nel rapporto sui diritti umani 2017-2018 redatto da Amnesty International. Che dice: dall'inizio dell'occupazione dei territori palestinesi e dall'entrata in vigore del blocco illegale sulla striscia di Gaza, Israele ha sottoposto circa 2 milioni di abitanti a una punizione collettiva e a una crescente crisi umanitaria. Le autorità israeliane hanno intensificato l'espansione degli insediamenti e delle relative infrastrutture in un territorio della Cisgiordania, compreso Gerusalemme Est, e hanno fortemente limitato la libertà di movimento dei palestinesi. Le forze israeliane hanno ucciso illegalmente civili palestinesi, bambini compresi, e detenuto illegalmente in territorio israeliano migliaia di palestinesi, dei territori palestinesi occupati, trattenendone centinaia in detenzione amministrativa senza accusa né processo. I detenuti, compresi i minori, hanno continuato a subire in maniera diffusa torture e altri maltrattamenti, compiuti nell'impunità. Israele ha demolito ulteriori abitazioni di palestinesi, sia in Cisgiordania sia nei villaggi palestinesi situati in territorio israeliano, sgomberando con la forza gli abitanti. A marzo 2018 la Commissione Economico-Sociali delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale ha reso pubblico e poi ritirato un rapporto che stabiliva che lo Stato di Israele si era reso colpevole del crimine di apartheid contro i palestinesi. A maggio una risoluzione dell'UNESCO ha ribadito lo status di occupazione di Gerusalemme Est e ha criticato la condotta di Israele nella città. A dicembre 2018 il presidente degli USA Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, in violazione del diritto internazionale, suscitando proteste negli OPT e in tutto il mondo. Nel 2019 i palestinesi hanno subito un'ulteriore ondata di azioni repressive da parte delle forze armate israeliane, perdite di vite innocenti, soprusi, violenze. La vita dei palestinesi, oggi, come in tutti gli ultimi 100 anni, è una vita di resistenza. Muqawama è la parola che indica genericamente qualsiasi tipo di resistenza, e a questa parola, a questo concetto devono aderire i popoli solidali, le comunità autenticamente progressiste, laiche, libertarie e autenticamente democratiche. Resistenza di ogni tipo, come diritto internazionale, pacifica, armata, culturale, eccetera. Oggi, non solo in Palestina, ma anche nella diaspora, dove vive oltre metà dei palestinesi, nascono nuove forme di resistenza, non ultime alcune forme culturali che si manifestano nell'arte, nel cinema, nella letteratura e in ogni campo di studi. Anche a queste mostriamo il nostro interesse e la nostra solidarietà. Con questa iniziativa vogliamo portare all'attenzione dell'opinione pubblica, della comunità, delle istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali la questione palestinese, quale madre di tutte le lotte anticolonialiste per l'autodeterminazione e l'ormai improrogabile necessità che le istituzioni ad ogni livello riconoscano lo Stato di Palestina e la comunità internazionale torni a discutere e a valutare le reali possibilità affinché sia trovata la strada per la pace con giustizia in Palestina. Adesso passo la parola al collega Gianmario Pira che illustrerà la seconda parte della mozione. Grazie Gianfranco. Dunque, alla luce del documento che ha letto Gianfranco, ci caliamo un attimo sulla realtà locale, ovvero su tutte le iniziative che abbiamo fatto sia come gruppo politico che come amministrazione dal 2015 diciamo ad oggi. Se voi andate a leggere lo statuto del comune di Gavoi, appunto all'articolo 5 già il comune di Gavoi propone appunto la pace e il rispetto di tutti i popoli, e nel DUP che trovate a dicembre 2018 abbiamo inserito tra le linee strategiche appunto di mandato la promozione di nuovi incontri di livello internazionale e tutte le azioni, diciamo così, volte all'autodeterminazione delle lingue e delle culture minoritarie. Quindi chiediamo appunto come Consiglio Comunale al Sindaco e alla Giunta in questo caso un impegno appunto intanto di condanna rispetto all'occupazione israeliana nei territori palestinesi. Esprimiamo anche profonda preoccupazione in merito ai fatti appunto accaduti, l'inasprimento dell'occupazione, in particolare nella striscia di Gaza,
In terzo luogo, l'auspicio, diciamo, al più presto del ripristino della legalità internazionale, e come mozione all'ordine del giorno vorremmo impegnare sia tutto il Consiglio, quindi intrinsecamente Giunta e Sindaco, a promuovere e sostenere iniziative indirizzate alla realizzazione concreta dell'emancipazione intanto e dell'autodeterminazione dei popoli, come detto prima da Gianfranco, a promuovere reti e iniziative di carattere politico e a portare questa attenzione ai diversi livelli istituzionali. Infatti dall'ordine del giorno di oggi chiederemo anche a tutti gli altri comuni della Sardegna, quindi anche a ANCI Sardegna, insomma un ordine del giorno affinché si possa condividere, esprimere con forza, insomma, intanto la solidarietà al popolo palestinese e in seconda battuta appunto alla giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al ministro degli affari esteri, insomma un documento politico che sostanzialmente sostenga la causa palestinese, e chiederei appunto al sindaco Giovanni Culusi, dopo la votazione di quest'ordine del giorno, di dare la parola ai rappresentanti dell'associazione culturale Amici Sardegna Palestina, che dal 97 fanno un lavoro tanto con spirito di conoscenza, come scritto nel documento, e solidarietà, portano avanti numerose iniziative finalizzate appunto a far crescere la coscienza dei diritti dei popoli e della loro autodeterminazione, come detto prima, in modo particolare del popolo palestinese, affinché si ottenga la piena libertà di uno Stato indipendente. Quindi chiederei prima magari la votazione da parte dei miei consiglieri e poi diamo la parola. Innanzitutto volevo chiedere se qualcun altro vuole intervenire tra i consiglieri e gli assessori. Quello che volevo dire è che sicuramente c'è una comunanza tra il popolo sardo e quello palestinese. Anche il popolo sardo conosce, ha conosciuto sicuramente l'esodo più o meno volontario, dettato dalle condizioni a volte economiche. I sardi sono emigrati in quasi tutto il mondo e hanno agognato la loro terra, hanno pianto per la loro terra quando erano lontani da essa, ed era forte il richiamo della madre terra, e questo li ha fatti tornare. Quindi possiamo capire cosa può essere per il popolo palestinese il problema di vivere in dei territori occupati dove non c'è la piena libertà, dove non si può esercitare il proprio diritto di essere autodeterminati. Questo è un concetto che deve farci sicuramente riflettere, perché anche noi, un altro punto di comunanza, conosciamo anche l'occupazione che può essere militare. Grandi porzioni del territorio sardo e anche del mare sono occupate dai poligoni militari, che anche lì privano i sardi dell'uso di quel territorio. Quindi la solidarietà che questo Consiglio Comunale, e quindi di riflesso anche la popolazione gavoese, intende porre nei confronti del popolo palestinese, anche questo. Ci somigliamo come popoli. Anche il popolo sardo si accomuna questo al popolo palestinese anche per la questione dei muri. Noi intorno alla metà dell'Ottocento abbiamo vissuto la legge delle chiudende, quindi un nostro diritto che erano gli usi degli ademprivi, l'uso comune del nostro territorio, è stato in quel momento usurpato, ed è nata il latifondismo, la proprietà privata, quindi un uso sicuramente diverso che i nostri antenati hanno conosciuto della terra. E poi c'è il muro israeliano,
che ha tagliato una grande parte del territorio palestinese e ha creato questa divisione. E quindi anche qui i muri, che non sono mai qualcosa di positivo, creano barriere, creano ostacoli, non creano sicuramente il dialogo, non favoriscono il dialogo fra i popoli. E questo è un problema, uno dei tanti problemi che confligge nell'area del Medio Oriente. E questo sicuramente noi, una volta che faremo la votazione, sicuramente invieremo questo ordine del giorno, questa presa di posizione importante del Consiglio Comunale a tutti gli enti sicuramente sovracomunali. Io spero che si possa in questo modo creare una forte campagna di presa d'atto di un problema serio che, se non si risolve, è sicuramente un germe per tanti altri problemi. Ci deve essere il rispetto del diritto. Senza il riconoscimento del diritto internazionale non ci può avere la pace. E se noi agogniamo la pace, viviamo e lavoriamo per avere un mondo migliore per noi e per i nostri figli, dobbiamo sicuramente auspicare la pace. Per auspicare la pace non servono sicuramente le divisioni, non servono i muri, ma serve il rispetto dei diritti. Ci sono sicuramente gli organi preposti che ci sono espressi più volte e hanno appunto espresso delle sentenze che non sono state mai rispettate, ma questo non può più essere tollerato. La pressione dell'opinione pubblica deve essere sempre più forte per far capire a chi governa gli stati, a chi governa questo genere di dinamiche, che molti di questi problemi che stiamo vivendo vanno governati, vanno sicuramente gestiti in modo diverso. Un altro aspetto e un altro pensiero va sicuramente oltre ai popoli dei territori occupati, anche al popolo palestinese che vive nei campi profughi. Quella è una vessazione ancora più grande. Milioni di persone che vivono veramente in dei ghetti, lontani anche, alcuni dei campi profughi sono in Palestina, ma altri sono lontani anche dalla Palestina, sono in Giordania, in Libano. E questo è un dato inaccettabile. Non si può permettere che un popolo, che una popolazione sia segregata in questo modo. E fa specie che questo sia perpetrato da uno Stato che ha vissuto una delle peggiori invasioni e deportazioni che hanno creato sicuramente un ostacolo grande alla comprensione del problema degli altri popoli. Israele vive sicuramente un conflitto interiore rispetto a questo, ma questo, il riconoscimento di un sopruso grande che questo popolo ha vissuto non si può ripercuotere sugli altri popoli. Questo non può essere. Il diritto internazionale deve valere per tutti i popoli, non solo per un popolo. E quindi, se noi vogliamo che questo sia un consiglio comunale di pace, dobbiamo farci anche portavoce di questi problemi, di questi infiniti problemi che alcuni popoli vivono, in questo caso quello palestinese che abbiamo in oggetto. E quindi io vi chiedo anche di riflettere molto su questo punto, sulla comunanza tra il popolo sardo e il popolo palestinese e sul desiderio di terra libera e di pace, perché i popoli vivono nelle terre libere e nella pace. Grazie. Se nessun altro ha qualcosa da dire, possiamo anche passare con la votazione. Molto brevemente, perché il nostro sindaco è stato particolarmente esaustivo, così come l'ordine del giorno. Se posso aggiungere, rispetto anche a questa mostra, ciò che questo giorno rappresenta per noi come movimento politico, per noi come consiglio, per noi come appartenenti a questa comunità e a questo territorio.
in fondo a destra lì c'è una mappa sopra un tavolino come questo, e testimonia come i territori palestinesi siano diminuiti nel tempo, cioè a distanza di 10 anni viene inglobato da quello che sembra quasi un decorso di una malattia che è diventata cronica, un virus senza nessun avallo del diritto internazionale si è insinuato nei territori della Palestina, che subisce, come ha detto bene il sindaco, nostro ordine del giorno, un sopruso inaccettabile. Spesso chi parla di ciò che accade in Palestina viene percepito come persona fastidiosa, che disturba, che ci sposta, ci leva dalla nostra comoda poltrona, dalla nostra situazione confortevole. E questo fastidio noi chiaramente lo voltiamo in seme che dobbiamo pastinare di consapevolezza, che continuiamo a fare da qualche anno a questa parte. Lo aspettavamo da tanto questo Consiglio Comunale e sono contento che finalmente questo giorno sia arrivato. Lo sguardo che i muri che sono raffigurati al terzo piano di questo stabile ci guardano con grande interesse, ci chiedono: che cosa state facendo voi? Chiedono giustizia, chiedono giustizia rispetto a ciò che sulla loro pelle i palestinesi hanno vissuto da 50 anni, 60 anni a questa parte. E tutto ciò, come ha detto Giovanni, non è solo inaccettabile, è insopportabile. E quello che è ancora più insopportabile è che la prepotenza di stati che oppongono il veto, o di persone che hanno il potere di opporre un veto e che allo stesso tempo magari negli anni del nazismo erano dall'altra parte, in qualche maniera si sono, come è stato detto ieri nella serata dedicata al film Broken, da carcerati a carcerieri. Un veto che ha fatto diventare la Palestina, o molti posti della Palestina, un ghetto. È una rima, sì, questa insopportabile. Propongo allora la fase di voto. Chi fa voleva l'ordine del giorno sulla Palestina? Il Consiglio approva all'unanimità. Vorrei dare la parola adesso ai rappresentanti dell'Associazione Amicizia Sardegna Palestina. Mariangela, grazie. Grazie a tutti. Parlo per Gavoese dell'Associazione Amicizia Sardegna Palestina, quindi doppio ruolo, doppia responsabilità. Mi veniva in mente l'importanza delle parole nel testo dell'ordine del giorno di oggi. Un sacco di parole estremamente importanti su una questione di cui viene scritto tanto, viene letto tanto, viene detto tanto, ma viene anche travisato tanto, vengono raccontate anche tante cose non vere, bugie, falsità, e a questo ci stiamo purtroppo tutti abituando. Però volevo tornare alle parole dell'ordine del giorno di oggi. A un certo punto si parla di popolo e di autodeterminazione, si dice finché c'è popolo c'è autodeterminazione. Questo è già un principio che va contro quell'adagio sionista che la Palestina sarebbe una terra senza popolo data a un popolo senza terra. Il popolo c'era, c'è ancora, e la terra
che è un altro termine essenziale, fondamentale in questo senso, gli appartiene. La terra è un po' il filo conduttore di tutta la storia della Palestina. La terra promessa, nel senso di nel 1917 qualcuno ha promesso a qualcun altro una terra non sua con la dichiarazione Balfour. La terra sottratta del 1948, sottratta ancora e vituperata con la linea verde nel 1967. La terra della terra in cambio della pace degli accordi di Oslo del 93, fino alle giornate della terra del 30 marzo 2018, quando tutta la popolazione di Gaza, per ricordare la giornata della terra, che appunto il 30 marzo del 76 c'era stata una grande sollevazione popolare per l'ennesima invasione, l'ennesima occupazione da parte di Israele dei territori palestinesi, i Gazawi decidono di scendere, di andare ai confini con Israele e chiedere il ritorno di quella terra, chiedere il ritorno a quella terra, così come lo chiedono tutti i profughi che non possono più tornare, purtroppo, perché questa è una delle differenze maggiori tra i profughi del resto del mondo e i profughi palestinesi, che a loro non è data l'opzione mai di poter tornare. E allora, a seguito di tutto quello che abbiamo detto, a seguito del film che abbiamo visto ieri, dal quale siamo usciti arrabbiati, che raccontava tutte le vicende del muro, cosa fare rimane sempre la domanda che ci poniamo. Cosa fare? Cioè, noi che cosa possiamo fare? Possiamo, ancora una volta ci diciamo, restiamo umani, continuiamo, andiamo avanti, restiamo umani. Restiamo umani è abbastanza. Sarnia Palestina ha pubblicato nel suo blog un paio di settimane fa un articolo molto bello di Anna Brancato che si intitolava proprio Restare umani è abbastanza. Restare umani sì, è abbastanza, o forse no, perché restare umani per una terra dove la resistenza è data dalla stessa esistenza. In Palestina esistere e resistere, è già abbastanza esistere per essere resistenti. E noi, quindi, cosa possiamo fare per resistere anche noi con loro? Ognuno ha il suo modo di fare l'intifada, ciascuno zappera la sua. Noi abbiamo strumenti diversi sicuramente, abbiamo modi diversi, quindi senza dubbio è importante restare umani, ma anche è importante restare politici. È importante che ci siano delle prese di coscienza e ci siano soprattutto l'assunzione di responsabilità anche da parte della politica. Quindi cosa fare? Portare questa questione palestinese di cui tanto si parla e poco in realtà si dice dappertutto, al Consiglio Comunale di Gavoi, alla Corte dell'Aia, in ogni posto, al bar fra un po', in ogni posto dove non siano ancora arrivate le parole che invece noi abbiamo letto, abbiamo scritto e abbiamo anche affisso in tutta questa mostra. Grazie. Al presidente dell'associazione Amicizia Sarnia Palestina, Fauzi Ismail, un vero palestinese, finalmente. Scusate, buonasera a tutti. Sono un po' emozionato perché forse è la seconda volta nella vita mia che sto in consiglio comunale. Una volta era Urune e questa Gavoi, quindi anche questo indicativo. Innanzitutto vorrei ringraziare veramente con emozione forte anche il sindaco, il consiglio comunale, l'amministrazione comunale di Gavoi e tutta la cittadinanza di Gavoi per questa presa di posizione netta, chiara e solidale, soprattutto che abbiamo bisogno in questi giorni più che mai. E spero che sia l'inizio di una serie di consigli comunali in Sardegna e altrove che prendono appunto l'esempio di Gavoi e lanciare anche questa provocazione, le chiamiamo qui, alla politica sarda in primis, perché negli ultimi anni la Palestina, come è stato detto, purtroppo una vecchia storia, quindi
siamo diverse generazioni che lottano, però nell'ultimo anno in particolar modo sembra che è calato il sipario sulla questione della Palestina, perché proprio non se ne parla più. E questo ho voluto per nascondere appunto le atrocità che vengono commesse tutti i giorni. Io brevemente, naturalmente, non voglio rubarvi molto tempo, volevo fare alcune considerazioni. Innanzitutto le parole anche del sindaco della somiglianza tra i palestinesi e i sardi. Io vivo qui ormai da 40 anni, mezzo sardo, anche di più, e in effetti in realtà ci sono molte somiglianze. Una delle, oltre che l'aspetto anche somatico che ci assomigliamo, anche i palestinesi come i sardi sono orgogliosi della loro terra, della loro appartenenza. Hanno lottato per, magari siamo poveri, forse terra per dire non abbiamo ricchezza enorme, petrolio non c'è, però di fatto siamo orgogliosi di quel poco che abbiamo e lo vogliamo difendere, vogliamo anche appropriarsi della nostra cultura e della nostra identità. E poi ci torno perché in particolar modo del nostro, anche il paesaggio, in Sardegna come in Palestina, chi è stato in Palestina, Roberto e Mariangela, che sanno benissimo che c'è molta somiglianza, l'olivo che caratterizza la Palestina, che purtroppo viene distrutto appunto per cancellare una rappresentanza o una testimonianza anche. Sicuramente del documento che abbiamo sentito ha parlato abbastanza anche della storia, come è nata anche la questione della colonizzazione in Palestina, della colonizzazione sionista e colonizzazione dell'Occidente, cioè proprio dei paesi europei che hanno colonizzato in mezzo agli israeliani, sfruttando anche delle atrocità commesse contro gli ebrei in Europa per giustificare un'altra atrocità commessa contro un altro popolo. Proprio oggi, venerdì, uno delle moltissimi venerdì che mi sembra adesso ho perso il conto dall'anno scorso, cioè dal 30 marzo del 2018, i palestinesi ogni giorno manifestano di Gaza, cioè per rivendicare il loro diritto al ritorno nelle loro case, perché per sapere a Gaza ci sono oggi 2 milioni di persone, vivono chiuse in un campo di concentramento, un carcere a cielo aperto, praticamente circondate dagli israeliani, dall'Egitto da una parte e il mare lo stesso che è occupato da Israele, anche di fronte a Gaza c'è il mare occupato di fronte da Israele. Queste 2 milioni di persone vivono in un fazzoletto di terra veramente molto molto piccolo, cioè per avere infatti la percentuale più alta di popolazione nel mondo sta lì. Queste sofferenze di tutti i giorni le vede tutto il mondo, però nessuno ne parla. I palestinesi hanno deciso appunto il 30 marzo dell'anno scorso di manifestare pacificamente solo con le bandiere, cioè la bandiera palestinese, per rivendicare un diritto, per dire noi non possiamo stare qui a morire, cioè, senza reagire, senza nemmeno dire che noi esistiamo e abbiamo un diritto di tornare nelle nostre case. L'80% di questi 2 milioni sono profughi. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono stati cacciati da quello che viene conosciuto oggi Israele, cioè a fianco magari ci stanno, e abbiamo anche un esempio, c'è la lettrice di questi quadri che abbiamo qui, Latifa, che c'è scritto appunto qui nella cartolina della rappresentazione, che è nata a Ashdod, che sta da Gaza, saranno 15-16 chilometri, però tutti i cittadini di quella cittadina come altri sono tutti profughi a Gaza dal 48 e quelli non possono tornare a casa loro. Però chiunque ebreo nel mondo, come l'hanno popolato, può andare lì e prendere il loro posto, senza nessuna motivazione. E queste popolazioni come vivono oggi? Manca l'acqua potabile, cioè nel senso il 5%, il 10% al massimo che può usufruire di acqua potabile nella striscia di Gaza, di questi 2 milioni di persone. Scarseggia la medicina.
non c'è possibilità di muoversi, di andare tornare dalla striscia di Gaza. Ogni tanto ci sono anche bombardamenti, distruzione, come è stato fatto nel 2008, 2009, 2011, 2014, anche qualche giorno fa. I morti sono, i morti e i feriti sono molti. C'è anche una pratica dell'esercito israeliano che contro la popolazione di Gaza, ma anche quella della Cisgiordania, di ferire e soprattutto sparare alle persone quando non vogliono uccidere alle gambe, perché il loro obiettivo l'hanno dichiarato ministri, ministri israeliani, che dobbiamo rendere la popolazione palestinese disabile, perché loro sanno benissimo per una persona disabile in famiglia ci vogliono altre 4-5 persone per accoglierlo, così praticamente rendono quasi incapace una società intera. È questo che che cercano di fare e le fanno specialmente contro i ragazzini di campi profughi in Cisgiordania. Questa situazione a Gaza c'è tutto il giorno, anche oggi, venerdì, perché ogni venerdì c'è la manifestazione. Prima di uscire di Gaza, anche stasera, questo pomeriggio, ci sono stati dei feriti perché uno manifesta, cecchini israeliani sparano giusto per ferire se non vogliono uccidere. In un anno hanno ucciso 300 persone solo in questo modo, proprio il tiro a bersaglio, cioè nel senso sono a distanza e i ragazzi manifestano pacificamente, a volte anche cantando, ballando eccetera, e poi lo trovano che qualcuno le spara dall'altra parte. Nella Cisgiordania invece, che è l'altro territorio palestinese che ormai è quasi occupato e colonizzato dalle colonie israeliane, non c'è più spazio per i palestinesi stessi e lì ci sono più di 2,5 milioni di persone. In queste 2,5 milioni di persone che vivono ormai in cantoni, cioè non c'è una continuità territoriale tra una città e il villaggio e una città all'altra. Ci sono parecchi posti di blocco che chiamano checkpoint, ci sono fissi in Cisgiordania, che impediscono la libera circolazione dei palestinesi, cioè nella loro terra. Cioè, voi immaginate per esempio se nella provincia di Nuoro, cioè da Gavoi, per uscire da Gavoi tu all'uscita da una parte devi trovare un checkpoint militare e dall'altra uscita lo stesso, però in questo modo il checkpoint non solo di controllo per dire chi sei e non sei, no, ti fermano solo per umiliazione, cioè solo per umiliazione. A volte le lasciano anche fermi 2-3 ore, 4 ore se va bene. Quindi in Palestina non c'è una vita normale. Quindi lo studente non può garantire l'arrivo a scuola nel tempo giusto, chi è malato non può garantire l'arrivo anche in ospedale nel tempo giusto, chi vuole lavorare non è garantito l'arrivo al posto di lavoro, i contadini non possono andare nella campagna anche a raccolta dell'oliva. Abbiamo visto parecchie volte anche come i coloni israeliani attaccano i contadini mentre raccolgono l'olivo. Cioè, questa è la vita di tutti i giorni che ormai vivono i palestinesi dal 67, dall'occupazione della Cisgiordania. Non basta questo, l'anno scorso vi ricordate tutti che il signor Trump ha deciso di donare Gerusalemme a Israele, no? Cioè un americano dice no, questa è la Gerusalemme, tutto il mondo, anche le leggi internazionali, le Nazioni Unite conoscono che Gerusalemme è un territorio occupato. Invece Trump dice no, questo è un territorio di Israele. L'altra un paio di settimane fa la stessa amministrazione americana riconosce una gran parte dei territori occupati della Cisgiordania come territori, cioè dove ci sono le colonie, come territorio israeliano. Quindi di fatto hanno cancellato, e io dico non per sempre, momentaneamente, hanno cancellato la possibilità di creare uno Stato palestinese nei territori occupati riconosciuti dalla comunità internazionale, perché praticamente non esiste una continuità territoriale, oltre che hanno saccheggiato l'acqua dei palestinesi, il muro che è stato ricordato prima, il muro ha inglobato, cioè non solo per separare i palestinesi dagli israeliani, ma è proprio per rubare anche le acque, diciamo, dei palestinesi e delle terre anche più fertili.
questa è la vita dei palestinesi che resistono tutti i giorni, come diceva Mariangela prima. Per noi stare in Palestina, coltivare la terra, continuare a coltivare anche l'olivo che viene sradicato spesso dagli israeliani, è una resistenza. Non solo questo, difendere le nostre tradizioni, la nostra identità culturale è una resistenza. Questo lo stanno facendo i palestinesi tutti i giorni, perché nonostante l'aggressività del colonialismo israeliano, nonostante che l'appoggio internazionale della comunità internazionale che appoggiano Israele per motivo di interesse e non per amore degli ebrei, se qualcuno che sono appoggiati, sono amore del business e dell'interesse economico. Noi sappiamo benissimo che abbiamo di fronte un nemico, io lo chiamo un nemico perché loro ci dichiarano anche lo stesso un nemico, non è che ci pensano due volte, no? Un nemico che occupa casa mia, che occupa la mia terra. I palestinesi hanno combattuto contro anche la denominazione ottomana, inglese e oggi israeliana, e sicuramente continueremo a lottare finché non abbiamo i nostri diritti, tutti i nostri diritti, in primis quello del ritorno dei profughi palestinesi. I profughi oggi sono 6 milioni e basta di persone che vivono in condizioni disumane nei campi profughi. Io da bambino l'ho vissuto, non l'auguro a nessuno, cioè nel senso è una vita veramente di assurdità. Nonostante ciò noi continuiamo a vivere come palestinesi, cerchiamo di vivere, di raccontarci, di essere anche ironici a volte, di ridere, di sorridere, di fare festa, di fare anche molti figli. Questo facciamo la nostra vita e cerchiamo di andare avanti, però con l'obiettivo di tornare nella nostra casa, e non dimentichiamo mai questi nostri diritti che sono stati rubati e continuano a essere rubati. Noi difendiamo anche le nostre radici. Per esempio gli israeliani vogliono, per dire, distruggere anche la nostra identità, cultura, si appropriano anche della musica tradizionale palestinese, del cibo, cioè i piatti palestinesi lo rubano e le dicono questi sono israeliani. Perché naturalmente lo sapete, tutti, che in Israele vengono da tutte le parti del mondo, non hanno nessuna tradizione comune, quindi di fatto non hanno delle tradizioni comuni, non hanno della cucina comune, non hanno del vestito tradizionale comune, e quindi di fatto loro stanno rubando questo, cioè tutto, l'archeologia, la terra, anche appropriarsi dei nomi delle città o delle località anche nelle campagne. Quando non riescono a appropriarsi cambiano il nome, le mettono un nome ebraico, cancellano quello arabo. Quindi noi dobbiamo difendere tutta questa parte, cioè tutta la nostra cultura, la nostra dignità. È un popolo, secondo me, non conta quanto tempo ci mettiamo, ma conta che non molliamo. È la dimostrazione che 100 anni, più di un secolo ormai di lotta, dimostra che i palestinesi non molleranno, e sicuramente i nostri figli e anche i nipoti, se necessario, continueranno a questa lotta benché la giustizia sia fatta in Palestina e nel mondo. Grazie a tutti. Ti ringrazio molto, è stato un momento toccante. Mi ha fatto pensare molto lo sradicare degli ulivi per farli andare via. Quando un pastore lo vogliono far rientrare a casa, gli sgozzano le pecore e le lasciano morenti, e questa è un'altra similitudine. Ed sono le cose che toccano di più, sicuramente. Nell'intimo del nostro essere sardi, del nostro essere pastori resilienti a volte, queste sono le cose che ci fanno male,
e che ci toccano. E allo stesso tempo, quando vogliono intaccare o provare a intaccare la fierezza del popolo palestinese, cercano di sradicare gli ulivi. Ma gli ulivi rinascono, come le pecore. E quindi si può continuare a lottare. Adesso poi potremo anche proseguire. Adesso passiamo i 2 punti all'ordine del giorno, che devo fare prima, che mi sono scordato nell'emozione del punto in questione. Quindi al primo punto avevamo che adesso sarà il secondo punto, la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente, quella dei verbali del Consiglio del 27 novembre del 2019. Al primo punto avevamo la variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la variazione numero 12. Al punto 2 l'adesione al manifesto della comunicazione non ostile. E al punto 3 il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Devi dire qualcosa di tutto questo? Quindi votiamo. Immediata eseguibilità. Al punto 3 invece abbiamo le partecipazioni societarie 2019, adempimenti ai sensi del decreto legislativo 175 del 2016, e do la parola all'assessore Dore. Grazie. Ora non è semplice scendere così in basso con le partecipate, ma è un atto dovuto e quindi giustamente vado a spiegarlo in poche parole. È un adempimento che richiede il testo unico sulle società partecipate, un adempimento da compiere da parte dell'amministrazione entro il 31 di dicembre di ogni anno. Molto semplicemente si tratta di fare 2 cose: fare un'analisi di quelle che sono le società partecipate dal comune e nel caso in cui si dovesse presentare l'opportunità, decidere per un piano di razionalizzazione o di alienazione. Nel nostro caso è molto semplice: il comune di Gavoi non ha partecipazioni, se non una, l'unica che hanno praticamente tutti i comuni della Sardegna, quasi tutti i comuni, per una normativa regionale, che è il gestore unico dell'acqua, della gestione dell'acqua, che è Abbanoa SPA, in cui il comune di Gavoi ha una partecipazione dello 0,11%, e in questa delibera semplicemente diamo atto che non possiamo alienarla, perché per legge regionale dobbiamo tenerla, e il succo è questo: abbiamo una partecipazione a Abbanoa allo 0,11% e dobbiamo tenerla partecipata. Tutto qua. Passiamo alla fase di voto e l'immediata eseguibilità. Ora possiamo liberare il segretario che ha un'altra incombenza, un altro consiglio comunale in un altro paese, poi noi possiamo continuare sicuramente anche con il dibattito. Penso che l'associazione Sardegna Palestina sia disponibile. Questo è il quadro dell'associazione al comune di Gavoi. Molte grazie. È la stessa artista che ha fatto i 6 quadri che sono sopra su questa parte. Volevo dire che dopo ci sarà la presentazione di questa mostra, se magari Maria la vuol dire sulla mostra, sì, anche poi se qualcuno vuole favorire domande, vuole chiedere delucidazioni sull'argomento, e poi dopo avremo anche un rifresh, quindi non andate via, stiamo qui.
conviviale anche. Allora, la mostra abbiamo scelto diversi artisti palestinesi ma anche non. Iniziamo appunto da Latifa, che è l'artista che ha fatto questo quadro e che ha fatto anche tutta quella serie di paesaggi palestinesi, che è un'artista molto interessante che io ho avuto l'onore di conoscere personalmente al Cairo, che adesso vive al Cairo perché è un'altra di quelle che non può più tornare in Palestina, e che appunto ha realizzato tutta quella serie di stampe, diciamo, sui paesaggi palestinesi. Poi abbiamo da questa parte Loai, che è un ragazzo di Gaza, che ha documentato e in realtà documenta ogni venerdì la grande marcia del ritorno di cui si è parlato prima. È un ragazzo molto giovane, però anche lui è estremamente interessante. E da questa parte c'è Bilal Khaled, anche lui è un artista di Gaza che però adesso non vive più lì, che è anche lui fotografo e pittore, e ha realizzato tutta questa serie di fotografie su cui poi ha disegnato. Questi disegni sono fatti sulle nuvole delle esplosioni a Gaza, mentre invece al centro c'è una delle sue, secondo me, più belle, che appunto è simbolica, soprattutto a seguito di quello che ha detto Fauzi, il fatto che è una donna che abbraccia la cupola della roccia, a significare che Gerusalemme è palestinese. In fondo invece ci sono le foto dell'Associazione Amicizia Regna Palestina, qui le vedrete più con calma da vicino, quindi volti, persone, mani che abbiamo avuto il piacere di stringere nei vari viaggi che abbiamo fatto in Palestina. Alcune di quelle foto sono di Gaza, altre sono della Cisgiordania. E poi ultimo ma non ultimo i vestiti, che sono i tipici gli abiti tradizionali palestinesi ricamati con sapienza dalle mani d'oro delle donne. Ne abbiamo portato appunto giusto alcuni per far vedere, ma in realtà insomma ce ne sono di molti più belli. L'introduzione, diciamo, a questa mostra racconta il perché abbiamo scelto questo